Ciao amici telespettatori, buonasera a tutti, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e questa sera abbiamo un altro ragazzo di Castelvetrano che cerca la sua anima gemella. Ciao, come ti chiami? Stefano Telare. Stefano, praticamente tu sei di Castelvetrano. Sì, Castelvetrano. Hai 41 anni? Sì, 41 anni. E cerchi la tua anima gemella. Sì. Allora, dimmi Stefano, come dovrebbe essere questa ragazza che cerchi? Io cerco una ragazza, diciamo, robusta, non eccessivamente però. Cioè non ti piacciono le donne magre praticamente? No, proprio ho una passione per le donne robuste, non una donna obesa, diciamo, grassissima, una ragazza robusta, diciamo, bella in faccia, con un bel viso, diciamo, poi una ragazza di buoni sentimenti, casalinga, diciamo, che pensi alla casa, alla famiglia, cioè per potermi sistemare, diciamo, avere una sistemazione. Sì, ho capito. Quanto tempo è che sei single, Stefano? Da molti anni, da sempre, diciamo. Praticamente ha molto tempo che tu praticamente non hai nessuno. Sì, molto tempo. Diciamo, io già ho la mia età, 41 anni, anche mia madre che purtroppo è una persona anziana e malata e giustamente cerco una persona con cui stare insieme. Va benissimo sia convivenza o matrimonio, indifferente, va. Non opto né specificatamente per la convivenza. Ti interessa praticamente a te la sistemazione, Esatto. Sistemarsi e passare il resto della vita con questa ragazza. Certo, formare famiglia, fare figli, eccetera, eccetera. Certo. I bambini ti piacciono? Sì, molto. Vabbè, dimmi Stefano, quali hobby hai nella vita? Io sono un poeta e uno scrittore per hobby. Diciamo. Scrivi poesie praticamente? Scrivo poesie, ho scritto anche 4 romanzi, non li ho mai fatti pubblicare, forse perché non credo veramente alle mie doti artistiche, poi mi sono informato anche con alcune tipografie, ci vogliono molti soldi, diciamo, io non posso certo spendere uno stipendio intero per Certo. questo. E praticamente le poesie che scrivi le componi sia tu e le dici praticamente, sì? No, Sì. le compongo solamente, non ho mai partecipato a concorsi. Niente. Mi sarebbe piaciuto più che altro diventare uno scrittore di successo, diciamo. Scrivo dei thriller, non mi sento un grandissimo scrittore. Hai qualche poesia, diciamo, anche piccolina da poterci fare ascoltare, fatta tua? Sì, vabbè, ne ricordo tante a memoria. Poi io sono un custode del bene culturale, questo è il mio lavoro. Ho capito. Allora, Se per te va bene, ci potresti far ascoltare qualche poesia, anche piccolina, un pezzetto, magari tanto per vedere le tue doti. Che dici Stefano? Facciamo? Sì. Vabbè, allora amici telespettatori, ascoltiamoci un pezzo di poesia composta da Stefano. Io non ti conosco, non so chi sei, ma entrerai nei sogni miei. Non conosco il tuo volto né le tue mani, ma mi dirai che mi ami. Quando arriverai ti coprirò di fiori e sarai la regina dei colori. Poi buttati in un verde prato ci baceremo a perdifiato e con una carezza sulle mie labbra mi dirai dolcemente: mi ami veramente? Io non ti conosco, non so chi sarai, ma la mia sposa diverrai ed un giorno bello sarà per me quando mi dirai: aspetto un figlio da te. Io non ti conosco, non so chi sarai, ma nemmeno io saprò chi sarò. So solo che ti amerò. Bellissima Stefano, complimenti. Grazie. Incredibile. E questa praticamente l'hai composta tu? Io ne ho composte tantissime poesie, anche quando romanzi di stile thriller. Io non ho mai creduto nelle mie capacità, non ho mai pensato di essere un grande artista, per questo non ho fatto vedere mai le mie opere e poi sinceramente ci vogliono anche soldi, amicizie, certo. E non ho mai avuto queste possibilità, diciamo. Certo, vabbè, ascolta, tu sei stato mai sposato? No. Mai sposato, quindi tu sei singolo praticamente? Single. Completamente single. Sì. E noi abbiamo parlato praticamente per quanto riguarda il fisico della ragazza, ma parliamo più che altro come carattere, cioè come carattere come dovrebbe essere questa donna? Io non pretendo la perfezione, perfetto non c'è nessuno, comunque vorrei una brava ragazza che non abbia grilli per la testa, diciamo, che non sia nervosa magari. Cioè certo, anche una buona ragazza che sia comprensiva, con cui possa esserci un dialogo, va?
diciamo, non sia, diciamo, magari prepotente, che voglia per forza ragione, e magari che si possa dialogare e quindi giustamente capire chi può avere torto, chi avere ragione, capire una situazione, e non una persona che non vede al di là del proprio naso. Cioè, Certo. per me è così e basta, fai come dici io, oppure sono sgridate e via del genere. Certo. Va. Poi una ragazza anche che giustamente pensi anche alla casa, pulisca i pavimenti, cucine, e non una che, in modo di dire, no, nemmeno sa usare una scopa, diciamo, e se ne va in giro solo a fare spese, o pensi solo a fare shopping, discoteche e cose. Vabbè, non condanno quelle che vanno in discoteca, ci mancherebbe altro, questo ci vuole pure per divertimento. Certo. A te piace il divertimento? Andare Sì, sì, in discoteca, queste uscire cose. fuori, magari mangiarti una pizza? Cose. Certo, un'altra cosa, voglio che non sia fumatrice. Perché tu non fumi? Io non fumo, mi dà grandissimo disturbo, proprio mi metto a tossire, proprio vorrei che non fumasse. che non fumasse, possibilmente. Va bene. Ok, amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto Stefano, 41 anni, di Castelvetrano. Per le ragazze di voi che fossero interessate a Stefano, sì, dimmi Stefano. Sono custode del bene culturale, anche, diciamo, e che sei articolista, attualmente concertista con buon concerto, prendo più, insomma, custode del bene culturale. Va. Cioè praticamente stai bene, praticamente Sì, problemi finanziari non ce n'hai, C'ho anche una casa e 3 locali pure. che sono di tua proprietà. Sì. Per cui sotto questo lato, la macchina ce l'hai? Questa Panda che stai vedendo. Perfetto, quindi sei pure motorizzato. Va bene. Ripeto, amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto Stefano, come voi state vedendo. Quanto sei alto, Stefano? 1,73 di altezza. Peso? Peso un 70 kg, credo. Da molto tempo non mi pesa. Va bene. E come ripeto, praticamente se qualcuna di voi, insomma, un po' robustina, perché a Stefano non piacciono le donne magre, le piacciono un po' robustine, fosse interessata a conoscere Stefano, non può fare altro che chiamare il suo numero di cellulare che vedete in sovraimpressione. Ok? Telefonate, perché Stefano è un bravo ragazzo e si vuole sistemare, cerca una ragazza per passare praticamente la sua vita, per formare una famiglia, per farsi praticamente per creare dei figli, eccetera eccetera. E per cui chiamate, perché Stefano è qui che aspetta, ok? Dalla rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta, e vi saluta anche Stefano. ciao amici, a dopo.